si sposta in continuo. Qualcuno qui? Qualcuno c'è? Qua dentro? Potete uscire un attimo, che noi non possiamo entrare. Non siamo venuti a disturbare, siamo venuti a vedere se c'è ancora qualcuno qua. C'è qualcuno qui? Potete parlare dentro i nostri strumenti, per favore? È da tanto che qui non c'è più nessuno. Allora facciamo, fermi adesso, fermi, ok, toccatelo solo per il sì quando vi faccio le domande e lasciatelo per il no così com'è. Avete capito? Siete gentilissimi. Voi abitavate qui? Grazie. È da tanto che qui non viene più nessuno. No, qualcuno viene qua. Vengono a farvi dispetti? Alla casa? State tranquilli, noi non vogliamo far dispetti, siamo solo venuti a parlare con voi. Lo sapete, è vero che noi non faremo niente alle vostre case. Non abbiamo nessun interesse né voglia di farvi male, né distruggere la casa. Ok? Avete capito che non vogliamo farvi del male? O fare danni alla vostra casa? No, non hanno capito. Pensate che noi siamo... Ah, ok. Vi dispiacerebbe se qualcuno comprasse questa casa e la mettesse a posto, come era una volta?
Preferiste che rimanga così? Noi abbiamo uno strumento che si chiama Spirit Box, con cui potete parlare direttamente con noi. Preferite che usiamo quella scatola lì, così potete usare la vostra voce per parlare? Era una casa? Potete parlare dentro questi strumenti? Per favore. Usate questo strumento per parlare con noi, per piacere. Stai ridendo? Perché non sono riuscita a aprirla subito senza fare confusione? Eh sì, è un annese un po' strano. Sei felice che siamo venuti a trovarvi? Perché fischi? Sembra un scillino. Sei tu che fischi. Ci raccontate un po' la storia di questa casa? Intanto come vi chiamate? Io mi chiamo Lina e lei Noemi. Tu? È la prima volta che sento fischiare gli uccellini. Sono uccelli questi. Eri un cacciatore? Allevavi anche gli animali? Dici qualcos'altro, dai, parla tu, noi ascoltiamo. Ridi ancora. Dai, racconta. Io troppo la forza. Proviamo a cambiare canale. Magari parli meglio con un'altra parte. Aspetta, proviamo. Ci dici come ti chiami?
Avete abitato tanto qui? Siete morti qui? Come spari? Paolo! Ti chiami Paolo? Ti chiami Paolo? Non riesco a stare giù, non riesco neanche a stare su. Ti chiami Paolo allora? Sei morto qua? Non hai avuto eredi per passare questa casa agli altri? Ripeti? Ok. Ti dispiace che non sono venuti ad abitare qui? Quindi ti chiami Paolo? Dice sempre sì. Di no una volta, giusto per capire se è lo strumento che non funziona bene. Prova a dire no. Di no. Paolo? Tua moglie come si chiamava? Come si chiamava tua moglie, Paolo? Non ho capito, ripeti. Sì, ripeti, bravo. Tua moglie come si chiamava? Tua mamma, tua moglie? Betty? Può essere? Quanti figli avevate? E i tuoi figli come si chiamavano? Parla pure, perché anche se non sentiamo adesso, quando andiamo a casa noi controlliamo le registrazioni e riusciamo a capire cosa hai detto, sai?
Guarda che sentiamo pochissimo, sento dei colpi dentro la casa o sbaglio? Vai a toccare il rivelatore di campi magnetici che ha in mano Noemi, è quell'aggeggio nero lì con la lucetta verde che tiene avanti Noemi, davanti alla telecamera. Vedo che non abbiamo molti riscontri. Chiudiamo e vedremo a casa.